Al via in Sicilia la norma stracciabollo, ci sarà tempo fino al prossimo 30 novembre per pagare gli arretrati del bollo auto senza le sanzioni o gli interessi. A ricordarlo è l'assessorato regionale all'economia della regione siciliana nell'ambito delle agevolazioni introdotti dalla legge regionale numero 16 dello scorso agosto. Le previsioni dell'articolo 28 infatti consentono ai cittadini di mettersi in regola evitando i costi accessori per gli omessi e insufficienti pagamenti del bollo auto scaduti nel periodo che va dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021. L'agevolazione stracciabollo della regione, ricorda l'assessore all'economia Marco Falcone, è oggi l'unica fra le misure vigenti in Italia che azzera interessi e sanzioni a carico dei cittadini che vogliono sanare le proprie posizioni. Interveniamo con un buonsenso nell'ottica di dare respiro alle casse della regione e migliorare la capacità riscossiva, venendo incontro alle esigenze del contribuente. L'assessore Falcone specifica inoltre come per aderire alla regolarizzazione non è necessaria alcuna istanza, ma è sufficiente effettuare il pagamento della tassa automobilistica regionale entro il prossimo 30 novembre 2022, senza sanzioni e interessi, esclusivamente nelle delegazioni ACI e nelle agenzie di pratiche auto, specificando la targa del veicolo, l'anno d'imposta che si intende regolarizzare. Non saranno considerati validi i pagamenti effettuati attraverso canali e modalità diversi da quelli indicati. Le somme dovute a titolo di regolarizzazione agevolata non sono rateizzabili. Può usufruire dell'agevolazione i contribuenti necessari che siano persone fisiche o giuridiche. La regolarizzazione agevolata riguarda tra l'altro le posizioni debitori della tassa automobilistica regionale già iscritti al ruolo per gli anni d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, a esclusione delle somme ovviamente già versate all'agente della riscossione. Le posizioni debitori della tassa automobilistica regionale per gli anni d'imposta 2020 e 2021, per i quali non si è provveduto al pagamento tramite i soliti canali di riscossione ordinaria. Nel caso di adesione, ricorda l'assessore Falcone, alla regolarizzazione agevolata tramite il pagamento entro il prossimo 30 novembre della sola tassa dovuta in relazione agli anni 16, 17, 18 e 19 già iscritti al ruolo, la regione siciliana comunicherà all'agente della riscossione il discarico del ruolo. Sono escluse dalla regolarizzazione agevolata le posizioni relative ai periodi d'imposta con decorrenza dopo il 31 dicembre 2021, rapporti tributari definiti con sentenza passata in giudicato e ruoli affidati all'agente della riscossione per i quali alla data di entrata in vigore della norma siano state già avviate le procedure esecutive.